Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il nostro amato club. Forza Napoli sempre! Kevin De Bruyne, il centrocampista belga di 35 anni, potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione in Serie A, ma la sua destinazione non sarà l'Inter Miami. Il club della Florida non è in trattativa con il giocatore, mentre Chicago Fire e San Diego FC continuano a monitorare la sua situazione. Il belga ha un contratto con il club italiano fino al 30 giugno 2027. La sua possibile partenza dipenderà dal raggiungimento di un accordo economico con il Napoli da parte di uno dei club interessati e dalla presentazione di un progetto convincente per il giocatore. Il nome di Kevin De Bruyne è stato accostato all'Inter Miami per il suo desiderio di proseguire la carriera negli Stati Uniti. Tuttavia, la squadra di Leo Messi non ha avviato trattative con i suoi rappresentanti e non prevede di farlo in questa sessione di mercato. La notizia esclude un trasferimento che porterebbe il centrocampista a giocare in Florida dopo aver lasciato l'Europa. De Bruyne aveva già valutato l'ipotesi di giocare nella MLS prima di approdare al Napoli, ma alla fine ha accettato l'offerta dei campioni d'Italia nell'estate del 2025. Il belga è arrivato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City, dove ha militato per 10 stagioni. Ha firmato un contratto biennale in Italia, quindi il Napoli può ancora chiedere un indennizzo per autorizzare la sua cessione. L'opzione americana non è scomparsa, nonostante il rifiuto dell'Inter Miami. Chicago Fire e San Diego FC hanno espresso interesse a valutare i termini di un accordo che non ha ancora raggiunto una fase definitiva. Non è la prima volta che si parla di una possibile partenza di De Bruyne, dato che il club aveva già preso in considerazione l'idea di accettare offerte per il giocatore a gennaio. La prima stagione di Kevin De Bruyne al Napoli è stata condizionata dagli infortuni. Il centrocampista ha disputato 18 partite di Serie A, di cui 13 da titolare, accumulando circa 1166 minuti in campionato. In queste partite ha segnato 5 gol e fornito 2 assist. Questi numeri non sono all'altezza dei risultati ottenuti nelle stagioni precedenti in Inghilterra, anche se un infortunio muscolare ha limitato il suo minutaggio con la squadra. Il Napoli è disposto a rescindere il contratto dopo un solo anno. Il club potrebbe liberarsi di uno dei giocatori più pagati della rosa e recuperare parte del suo valore attraverso una cessione, considerando che il giocatore è stato ingaggiato a parametro zero. De Bruyne deve anche decidere se onorare il suo contratto in Serie A o ridurre le pressioni competitive della MLS. La fine della sua carriera e la sua recente storia di infortuni potrebbero influenzare la sua scelta. Il Chicago Fire aveva già provato ad ingaggiare il giocatore belga al termine della sua esperienza al Manchester City. Il club presentò un'offerta all'epoca, ma il giocatore scelse di rimanere in Europa e competere per un posto al Napoli. Ora anche il San Diego FC si è fatto avanti come possibile destinazione nel campionato americano. Nessuna delle due squadre ha ancora finalizzato un accordo con il giocatore né ha presentato un'offerta formale al club italiano. La trattativa dovrà inoltre rispettare i regolamenti economici della MLS. L'ingaggio di De Bruyne richiederebbe la riserva di un posto da designato giocatore o la strutturazione del contratto attraverso i meccanismi previsti dalla Lega. Il prossimo passo per Kevin De Bruyne è annunciare se lascerà il Napoli dopo una sola stagione. Con l'Inter Miami fuori dai giochi, Chicago Fire e San Diego FC attendono la sua decisione prima di avviare trattative formali con il club di Serie A. Secondo te, tifoso del Napoli, De Bruyne dovrebbe lasciare la nostra squadra? O no? Voglio conoscere la tua opinione nei commenti qui sotto. Grazie.